Eccoci, buongiorno, ben ritrovati rigorosamente in diretta. Questa è l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, prima edizione. Saremo insieme fino alle 13:30. 12:30 è convocato il punto stampa presso Palazzo Balbi della Regione del Veneto con il Presidente Luca Zaia e si parlerà di energia e PNRR. Si farà il punto del PNRR in Veneto. Dunque, intorno alle 12:30 ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori che si trova proprio a Palazzo Balbi. E poi è il secondo giorno questo della protesta degli agricoltori al Brennero e sono tantissimi gli agricoltori del Veneto che sono arrivati fino al Brennero per portare le loro istanze. Il vero Made in Italy, andando in qualche modo a criticare tutti i camion che attraverso il Brennero arrivano nel nostro territorio portando latte, portando asparagi, portando carne che poi arriva e di fatto viene venduta spesso come prodotto italiano. Sono prodotti che poi vengono lavorati, quindi formaggi, i prosciutti, ma italiani al 100% non lo sono affatto. Ieri gli agricoltori erano in diretta, ieri sera proprio dal Brennero con il nostro Christian Arboit. Vi facciamo riascoltare un passaggio della loro testimonianza. De Zotti, ma voi con chi ce l'avete principalmente? Con il governo italiano, con l'Europa, con chi? Qual è il vostro destinatario? Qual è il destinatario della vostra protesta? Allora, il destinatario sta nell'applicare delle leggi uguali per tutti. Tutti i prodotti che arrivano qui sul suolo nazionale devono rispettare gli stessi principi che rispettano le nostre regole e i nostri disciplinari, perché molto spesso i nostri agricoltori nel commercio si trovano in contrasto con prodotti che arrivano dall'estero, molto spesso non vengono controllati, utilizzano prodotti che qui da noi a livello nazionale da anni sono stati eliminati, proprio perché noi qui in Italia da anni abbiamo portato avanti proprio un processo di sostenibilità molto importante, impattante per quanto riguarda i territori, perché come avete detto voi noi siamo i custodi del territorio, quindi noi vogliamo la trasparenza e vogliamo un'equità in quello che è il commercio, quindi non vogliamo che dei prodotti che arrivino dall'estero, che molto spesso poi anche a livello di manodopera sotto costo, molto spesso questo va a infliggere ai nostri prodotti quello che è il commercio sleale all'interno del mercato libero dove tutti quanti noi viviamo. Il fatto non è di avercela con gli altri stati o di avercela con gli altri produttori. Noi vogliamo equità e parità in tutto quello che noi svolgiamo all'interno delle nostre attività agricole per sostenerle e per continuare a farle crescere. Perché il nostro obiettivo, la nostra visione di agricoltura è quella di dare le giuste opportunità a tutti i giovani che investono nelle aziende agricole e vogliono crescere, ci mettono passione, ci mettono anni di duro lavoro, aziende create dai nonni che adesso sono passate dai figli ai nipoti e vogliono continuare a portare avanti questa attività di lavoro. Noi questo vogliamo una tutela che rispecchia quelle che sono le nostre volontà. De Zotti, le chiedo che differenza c'è tra la vostra protesta e quella dei trattori di qualche settimana fa, di qualche mese fa, che è stata inscenata in tutta Europa, in Veneto, soprattutto nella parte veronese, diciamo. Che differenza c'è, se c'è? Beh, qui facciamo vedere quelle che sono le problematiche che poi vanno in contrasto con quelle che sono anche le nostre produzioni. Questo è un modo, è il posto giusto dove riuscire a portare avanti anche queste tipologie di proteste. Noi qui oggi mettiamo a luce quelle che sono tutti quei prodotti che arrivano dall'estero e che mettono in difficoltà le nostre aziende. Avete visto dunque piena contrapposizione con la protesta degli agricoltori che hanno portato i trattori e sovente bloccando anche il traffico e diverse attività. Loro invece dicono noi andiamo dove è il problema, quindi al valico con l'Austria, per farvi vedere quanti camion entrano nel territorio importando di fatto prodotti che poi non sono italiani, per creare lavorazioni che avranno il marchio italiano. Pieno appoggio agli agricoltori italiani e veneti in queste ore che stanno presidiando la frontiera, le dichiarazioni dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner, che dice non è una presa di posizione contro la libera concorrenza, semmai l'ennesimo tentativo di fermare l'invasione di cibo straniero spacciato per italiano e a volte non conforme, dice Caner. Noi vi facciamo sentire sempre ospite ieri
a Ring, Luca De Carlo, che questa mattina era proprio sul Brennero con una delegazione, presidente della Commissione Industria e Agricoltura in Senato. Il Ministro mi ha pregato di guidare una delegazione che è fatta, oltre che da me, Presidente della Commissione, anche dai vicepresidenti delle due province, sia di Bolzano che di Trento, e quindi saremo lì anche con tanti amministratori a dimostrare e a supportare una protesta giusta e una necessità, che è quella di una cabina di regia europea che ci consenta di non subire costantemente queste operazioni, perché è evidente che quando tu sei il paese più copiato, tanto che il nostro Italian Sounding vale 120 miliardi, e quando naturalmente queste importazioni dove l'etichetta di fatto si diluisce e si perde valgono 6 miliardi, sei il destinatario maggiore delle fake e delle copiature, perché è ovvio che noi abbiamo il record mondiale di DOP e DGP con oltre 850 DOC e DGP, quindi è evidente che si copi sempre dai bravi, e in questo caso si copia purtroppo, in questo caso dall'Italia, e quindi è l'Italia a cui va sottratto tantissimo valore aggiunto e tantissime risorse che altrimenti sarebbero dei nostri agricoltori, che con tanti sforzi, anche in un momento come questo, fanno fatica e si trovano anche queste importazioni di dubbia, in questo momento anche provenienza, che poi magari in qualche caso, nella stragrande maggioranza dei casi, si traducono in una nuova etichetta che porta magari Made in Italy. Tutto questo ovviamente è da scoraggiare, sia con la presenza ma anche con le iniziative legislative. Quindi da qui la presenza istituzionale, lei porterà i saluti sostanzialmente del governo, certo, e la presenza, certo, insomma, non solo di forma, mi pare di capire. No, assolutamente no, anzi di sostanza. Noi abbiamo lavorato molto, tra l'altro domani il Ministro alle 10 presenta il rapporto dell'ICQRF a dimostrazione del grande impegno anche di questi 18 mesi anche sotto questo aspetto, a dimostrazione che una volta conosciuto il problema il governo poi ha il dovere di intervenire, e quindi bene la prontezza con il quale si agisce, e bene anche che ci sia negli italiani la consapevolezza che i nostri prodotti meritano il rispetto e la difesa che oggettivamente rappresentano. E allora un passaggio al volo, guardate che cosa hanno risposto al sondaggio lanciato ieri da Ring, falso Made in Italy, colpa dell'Europa. Il 95,7% ha detto sì, è colpa dell'Europa, il 4,3% ha detto no. Allora, prima di andare a vedere invece il nuovo sondaggio di Ring di questa sera, vedo collegata la nostra Marta Marangon, perché c'è un altro tema, un tema importante, che è quello dei rincari della benzina, che ormai tutti stiamo vedendo alle pompe, soprattutto appunto benzina rispetto al gasolio. Eccoci Marta, buongiorno, siamo da te. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a te, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Si parla molto in queste ore di caro carburanti, in particolare la benzina, che dall'inizio dell'anno è rincarata di circa 13 centesimi al litro. Noi siamo con Moreno Parin, che è il coordinatore dei gestori degli impianti di carburante della provincia di Treviso, di Casa Artigiani. Parin, che cosa sta succedendo? Intanto buongiorno a tutti. Niente, sta succedendo che nei mercati internazionali c'è stato un aumento del prodotto raffinato, per cui questo si riflette pari pari sui prezzi alla pompa. Per cui non c'è niente da fare, il problema deriva come al solito dai grossi consumatori, quindi Cina e Stati Uniti. Ogni volta che loro si muovono, si muove il prezzo a livello mondiale. Non possiamo farci nulla come governo italiano, qualcosina forse come comunità europea. L'unica soluzione sarebbe che il governo introducesse di nuovo una riduzione delle accise, quantomeno sterilizzasse le accise in base all'aumento del prezzo dei carburanti, perché comunque di questi 7 centesimi sul gasolio e 13 sulla benzina c'è una componente di IVA che va in più allo Stato, quindi non sono tutti per i petrolieri, ma il 20% di questo qui va allo Stato, quindi possono intervenire.
Ecco, c'è una grande preoccupazione da parte dei consumatori perché insomma alla fine 13 centesimi al litro significano dai 6,50 euro ai 7 euro per un pieno di benzina, per esempio, che è circa una cinquantina di litri, e noi tra l'altro finché aspettavamo di andare in onda abbiamo sentito anche diverse persone che effettivamente dicono no, alla fine del mese è un impatto che si sente questo. Diciamo che nel consumatore normale l'impatto comunque si sente, ma è abbastanza limitato, e purtroppo il problema lo abbiamo nei trasporti, nei camion, perché 7 centesimi al litro sul gasolio su un camion che mi fa 2 km con un litro cominciano a pesare molto. È pur vero che l'IVA la recuperano, ma hanno un costo in più che difficilmente potranno comunque riversare subito all'utenza, ma saranno costretti a farlo, a meno che non ci sia un'inversione di tendenza, quindi che i prezzi tornino a livelli normali, sempre capendo quali sono i livelli normali però. Certo, e quindi questo l'avrete capito, significa che molto presto, come già accaduto in passato, a cascata l'aumento del prezzo del carburante comporterà un ulteriore incremento di quelli che sono i prezzi di tutte le altre merci. Combinato disposto con l'inflazione si rischia davvero di creare una tempesta perfetta, un mix esplosivo. Beh, ovvio, sono tante piccole gocce, anche se questa è qualcosa di più di una goccia, che messe tutte assieme naturalmente vanno a penalizzare i consumatori, soprattutto le fasce più deboli, quelle che già adesso fanno fatica a fare il fine mese, perché che ne dicono, l'inflazione non è quella che vediamo nei giornali, nelle televisioni, ma quella reale che vedono le signore che vanno a fare la spesa, o anche i mariti magari, sono ben diversi quei numeri. La spesa è sempre più grande come spesa, o sempre meno a parità di soldi il carrello è più vuoto. Ecco Parin, noi ci eravamo visti l'anno scorso quando la grande novità che era stata introdotta dal governo era quella dell'obbligo di esporre il prezzo medio, no, di carburante regionale. Sembrava che questa misura in qualche modo avrebbe portato dei benefici. Che cosa è successo in questi mesi? Allora, possiamo dimostrarlo, perché per quanto riguarda i benefici del consumatore non è cambiato assolutamente nulla. Le dinamiche di prezzi sono continuate anche dopo come erano prima, quindi già da diversi anni le conosciamo bene. I clienti si sono sempre comunque disinteressati a questo cartello, lo leggono i giornalisti, lo leggiamo noi come gestori, ma i clienti non lo vedono. L'unica cosa positiva, perché comunque di positivo c'è, che finalmente il governo non accusa più i gestori dei caro prezzi di essere speculatori, perché fa delle rilevazioni molto più puntuali, molto più precise, prendono più dati, quindi guardano anche i mercati internazionali e finalmente stanno certificando che l'andamento dei prezzi attuali segue più o meno l'andamento internazionale di prodotti raffinati. Quindi i gestori, quindi i miei amici gestori, finalmente non sono più nel banco degli imputati. Poi da qualche parte troviamo quel gestore che vende in autostrada la benzina a 2,50 euro al litro, magari andiamo a vedere perché la vende a 2,50 euro al litro, perché magari la compagnia petrolifera gliela vende a 2,45, quindi il gestore non ha alternative che vende a 2,50, ed è quasi sempre così quando il prezzo alla pompa è più alto della media. Parlo più alto della media di 7-8 centesimi, non di 2-3 centesimi che ovviamente ci stanno per la posizione, per la zona. La provincia di Treviso ad esempio ha il prezzo medio più basso del Veneto, di qualcosina, e il Veneto ha un prezzo medio più basso di quello nazionale. Quindi se guardiamo, se però andiamo già a Belluno abbiamo il prezzo medio più alto di qua. Se andiamo ancora più su lo troviamo ancora più alto. Andiamo sulle isole, il trasporto costa caro, quindi va sui prezzi, per cui dobbiamo stare molto attenti con i prezzi medi e prenderli per, come si dice, oro colato. Sono i prezzi che vanno analizzati e confrontati con i mercati internazionali e la realtà locale. Qui noi i clienti hanno il vantaggio che nel passato ha danneggiato ovviamente i gestori delle pompe bianche. Le pompe bianche, volenti o nolenti, hanno calmierato il mercato, anche se oggi come oggi le compagnie petrolifere si stanno adeguando sempre di più, per cui il differenziale è sempre più ridotto. Ma questo è il mercato. Il mercato quando funziona va bene. Ecco Anna, questa dunque è la situazione. Se non ci sono domande ti restituisco la linea. Da signoressa di Trevignano è tutto. Marta Marangon con Simone Merlo.
Grazie alla nostra Marangon in diretta dalla Marca per parlarvi dei rincari. Noi tra pochissimo invece ci collegheremo con Padova, la fiera Padiglione 7 imbrattato da scritte Novax. Eccola, la vediamo, la nostra Chiara Gaiani, e alle sue spalle proprio queste scritte rosse. Le vediamo chiaramente. Chiara, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori, siamo qui con il collega Cristian Roque Allende e il presidente di Padova Fiere Nicola Rossi, che ringraziamo proprio per farvi vedere, accaduto durante la notte, queste scritte Novax, ma anche scritte con minacce, insomma l'abbiamo visto, il repertorio purtroppo noto anche per la città di Padova. Sono state fatte sicuramente questa notte, un blitz partito con l'oscuramento della telecamera che ha interessato circa 90 metri della parete del padiglione 7 della fiera. All'inizio di questo padiglione, alle mie spalle, la sede dello SMACT Center. Nicola Rossi, un'azione di questo tipo non era mai accaduta, vi ha trovato quasi impreparate e siete sotto shock? Impreparati, c'è poco da prepararsi. No, il problema è che è stata danneggiata la facciata della fiera. Noi abbiamo un evento che apre fra 2 giorni. Ora reperire chi riuscirà a ripristinare la facciata, chi ci mette un po' a posto con un evento che apre fra 2 giorni è un po' duretta, tra l'altro è un evento nazionale per cui verrà B2B sull'elettricità, professionisti da tutta Italia, e poi abbiamo un altro evento in fiera sul benessere, per cui è una settimana dove ci sono parecchi, come dire, pubblico, e quindi di conseguenza abbiamo urgenza e necessità di mettere a posto, insomma, ed è un danno economico, danno importante. Allora vi facciamo vedere proprio con il collega Cristian Roque Allende alcune di queste scritte. Guardate appunto tutta la lunghezza della parete. Anna, tu sei padovana e ben capisci in che zona di Padova ci troviamo. Questa mattina ovviamente l'hanno visto tutti, ma l'allarme era già scattato nel cuore della notte. Diceva il presidente Nicola Rossi un danno d'immagine e anche insomma un danno economico notevole, anche perché è difficile trovare appunto con urgenza una ditta che possa sistemare questo. Sì, ma anche i costi che poi ne derivano, perché parliamo di una parete importante, e anche fino a un'altezza sulle 2 torri arriviamo a 6-7 metri di altezza. Gli spruzzi di colore vanno in alto, sono insomma problemino. Ha agito una banda, sicuramente non era una sola persona, in realtà è il secondo episodio, se vogliamo dire, presidente, perché già durante il corteo che aveva portato qui 15.000 persone per onorare la memoria di Giulia Cecchettin era apparsa una prima scritta, però in una maniera molto più piccola. Molto diverso come impatto sia visivo che economico. Qui è tutta la facciata proprio compromessa. Infatti, allora dicevamo della telecamera che è stata come prima cosa oscurata con la vernice rossa. Non ci sono altre telecamere in quest'area, Presidente? No, non credo che ci siano altre telecamere. Ora chiaramente anche noi ci porremmo un problema, che è quello di videosorvegliare noi a questo punto, perché lì ci sono le telecamere lungo tutta la strada, poi in combinazione qui ora abbiamo un cantiere che ostruisce la visibilità in ogni caso, però dovremmo fare una riflessione, perché purtroppo questa è una fiera nata nel 1919, non ha mai visto episodi di questo tipo. Questi padiglioni in particolare sono nati nel 2000, lo stesso non è mai successo, però i tempi cambiano e bisogna adeguarsi. Ecco, allora io ringrazio Nicola Rossi, presidente della Fiera di Padova. Vi lascio l'intervista che con il collega Cristian Roque Allende abbiamo raccolto questa mattina al direttore dello SMACT Center, che è un'azienda partecipata dell'Università del Veneto che si occupa di transizione ecologica, e la sede che vedete alle mie spalle è gravemente imbrattata. Anna, a voi. È stato uno shock arrivare in ufficio stamattina? Assolutamente, trovarsi la sede in queste condizioni potete immaginare che non sia gradevole, e anche un dispiacere perché un luogo deputato ad accompagnare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale viene deturpato proprio su tematiche legate alle nuove tecnologie, e quindi potete capire, insomma, doppio dispiacere.
avevate avuto qualche segnale, qualche sentore. È la prima volta che capita un'azione così anche violenta nelle forme. Sicuramente la prima volta, non avevamo avuto segnali in questo senso, certo sappiamo esserci diciamo del malessere rispetto ad alcune nuove tecnologie, cerchiamo di aiutare la transizione anche spiegando il ruolo delle tecnologie, quali sono poi gli aspetti tecnici che devono aiutarci a comprendere effettivamente appunto il dettaglio e anche eventuali impatti sulla cittadinanza. Questo fa parte del nostro mestiere, però sì, non ci eravamo mai trovati di fronte a qualcosa di questa violenza. E c'è tanta indignazione per questo gesto, anche perché avete visto la Fiera di Padova alle porte della città, non certo una bella vetrina per la città del Santo, e sicuramente un danno ingente per i proprietari della fiera che cercheranno in questi giorni di fare ritornare la parete al colore bianco usuale appunto per la fiera. Allora noi andiamo avanti, perché in questi giorni ci siamo occupati di baby gang, ricorderete, restiamo nel Padovano, dal Bignasio, con l'azione delle baby bulle al centro commerciale Ipercity. Ebbene, sono in 8 ad essere indagate, una 21enne verso il processo. Dopo quasi 2 anni dalla violenza è stata chiusa l'indagine sull'episodio di bullismo avvenuto nell'ottobre del 2022 in via Dietro Duomo, in pieno centro a Padova, un luogo che purtroppo è stato più volte teatro di episodi di violenze tra ragazzine. Una 21enne di origine kosovara, residente a Selvazzano, è accusata di rapine e lesioni in concorso con 5 minorenni per aver strattonato, picchiato, tirato per i capelli e derubato dal cellulare una giovane circondata di sera in pieno centro. Le minorenni sono state denunciate alla Procura dei minori di Venezia. Proseguono invece le indagini per altri 2 episodi di bullismo tra ragazze avvenuti sempre a Padova nei mesi scorsi. Il primo lo scorso novembre, quando una 14enne è stata aggredita da 2 sedicenni sempre in via Dietro Duomo. In un video le sequenze agghiaccianti della violenza e della cattiveria usata dalle minorenni per umiliare la ragazzina, costretta ad inginocchiarsi a terra e chiedere scusa. Per le bulle è già stato disposto il cosiddetto Daspo Willy, che impone il divieto di frequentare locali e alcuni esercizi pubblici. Infine l'episodio più recente avvenuto in zona San Bellino all'Arcella, in mezzo alla strada. La vittima minorenne è stata aggredita dalle bulle sue coetanee per questioni di gelosia. È stata colpita con calci alla testa, ripresi anche in questo caso e postati sui social per vantarsi, una prova che però incastra le violente. Il tema delle baby gang che ci porta a Vicenza con il nostro Daniele Garbina. Siamo in quartiere San Lorenzo. Piazza San Lorenzo, una delle piazze più prestigiose di Vicenza, teatro della movida e della vita notturna pomeridiana di ragazzi. Infatti in questo posto, vediamo, ci sono degli istituti scolastici che insistono, diventa un punto di ritrovo, ma anche diventa un punto di aggressioni tra bande rivali, baby gang o semplicemente dei ragazzini, come quella di ieri pomeriggio, dove è stato necessario l'intervento di 3 auto della polizia locale, dell'ambulanza del SUEM, 4 feriti, alcuni lievi, un naso rotto, si parla, ecco, ma al di là dell'evento in sé, che insomma, adesso approfondiranno poi gli inquirenti quali aspetti poi anche lascia l'inquietudine, è il fenomeno che si ripete, queste aggressioni tra ragazzini che lasciano insomma perplessi i vicentini. Noi abbiamo chiesto appunto a loro cosa pensano di questo fenomeno. Guardi, questi fenomeni esistono già da molti anni in Francia e in Belgio, dove ho letto che erano i cosiddetti italiani di seconda generazione. Stiamo avendo anche noi questo tipo di problemi, li abbiamo visti in altre parti, o si fa qualcosa per regolarli, non devono essere necessariamente punitivi, però bisogna fare qualcosa per regolarli, altrimenti finiamo con le banlieue, queste cose qua. No, bisogna insegnare, ecco, ma lì manca, per conto mio manca la famiglia, è lì il problema. La famiglia deve e poi anche c'è il discorso anche la scuola. È un segno che loro non stanno bene in questa società e che anch'io penso non hanno un futuro e reagiscono con questa aggressività nella poca sicurezza che ci dà tutto un insieme. Ma secondo lei bisogna essere tolleranti, assecondare, o vanno anche introdotte delle misure invece più severe? No, con le misure severe io
non ci credo. Sì, dobbiamo essere tanto tolleranti ancora per queste cose qua, perché i ragazzi hanno ancora bisogno di essere tutelati. Il Covid, lo so che ha detto è passata, però c'è ancora le conseguenze per questa cosa, i ragazzi stanno soffrendo. Io lavoro in una scuola e vedo ancora nei bambini piccoli che soffrono tantissimo. Mi dispiace che succedano queste cose, però non va benissimo niente, perché anche abbiamo paura di uscire, credimi. A me mi hanno portato, andavo in stazione di treno, mi hanno portato via la borsa, e 2 telefonini, e documenti e tutto, ragazzini sempre. E non ho risolto niente, ho dovuto pagare per risolvere tutto. Ancora oggi sono senza patente. I cittadini dovrebbero denunciare certi episodi già dal nascere, magari non fermarsi lì a fare un video, filmare la gente finché si pesta. E un po' alla volta, se ognuno fa il suo, queste cose qua scompaiono. Anche i genitori di questi ragazzi dovrebbero fare qualcosa in primis. Allora, torna Ring questa sera, tanti temi di attualità e il sondaggio. Partiamo da qui, anziani al volante, serve un limite d'età per la patente? È la domanda che vi poniamo per il sondaggio di stasera. Vi chiediamo già di iniziare a partecipare utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione, lo 0422 16 26 691 per il sì, lo 0422 16 26 690 per il no. La chiamata ovviamente è gratuita, se sentite occupato vuol dire che il vostro voto è stato registrato ed è un sondaggio che evidentemente si ispira all'incidente mortale accaduto a Castelcucco 2 giorni fa. Un ciclista 51enne è stato travolto da un'auto in corsa, auto guidata da un 90enne. Da qui dunque partiamo con il sondaggio di Ring di questa sera. Gli ospiti della puntata saranno Giampaolo Vallardi per Forza Italia, Alberto Villanova Lega, Niccolò Rocco Azione e Marco De Blasis per il Movimento 5 Stelle. Pochi secondi di pubblicità, poi a Palazzo Balbi per il punto stampa del presidente Luca Zaia. Eccoci, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Torniamo a parlare di baby gang e siamo a Treviso con un'altra rapina ad un minorenne, forse da parte degli stessi 2 ragazzi protagonisti del pestaggio della Galleria Rialto, che ormai ha avuto davvero un risalto nazionale a Treviso. Venerdì scorso siamo a Casale, il sindaco di Treviso Conte ha annunciato che contatterà le famiglie, tanto le famiglie quanto la vittima, lancia da presidente ANCI la proposta del servizio civile obbligatorio per chi si macchia di reati di questo tipo. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando per verificare se i responsabili dell'aggressione di venerdì scorso nei confronti di un 50enne di Treviso, preso a calci e pugni in Galleria Rialto per aver prestato soccorso a una donna minacciata dopo un rimprovero, siano gli stessi che l'11 marzo hanno rapinato un 15enne appena sceso dal bus della MOM a Casale sul Sile. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia del mezzo pubblico che della zona, ben 36 in tutto il comune, per dare un volto e un nome ai 2 ragazzi intorno ai 17-18 anni di età che hanno agito col cappuccio sollevato, rifilando al malcapitato un pugno in viso e uno all'addome e rompendogli gli occhiali. È un fenomeno che preoccupa perché sta crescendo e la risposta non è semplice, è abbastanza complessa, perché è una risposta che deve essere comune, non soltanto degli enti ma di tutte le cosiddette agenzie educative che operano sui territori. C'è bisogno proprio di una collaborazione a 360 gradi. Il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, lancia la proposta di un'esperienza civica e sociale obbligatoria per i più giovani. Se c'è un vuoto educativo per questi ragazzi, come mi pare sia abbastanza evidente, proprio a detta dei genitori stessi, le istituzioni devono trovare il modo per sostituirsi, e credo che un periodo di servizio civile a disposizione delle persone più in difficoltà, dei disabili, degli anziani, obbligatorio, che non impedisca di fare anche altri percorsi formativi come l'università o il lavoro, ma sia complementare, ma obbligatorio, possa essere uno strumento per accompagnare questi giovani in un percorso delicato della loro vita, che è l'adolescenza, a rimanere dentro il selciato delle norme e del rispetto reciproco. Ma nel frattempo occorre mettere in campo forze adeguate per contenere eventuali esuberanze, se non addirittura veri e propri reati. Proprio a Casale verranno incrementati i servizi d'ordine pubblico in concomitanza con il via alla sagra dell'8ª di Pasqua. Potenzieremo anche con la polizia locale nel weekend, perché di solito è il sabato, insomma, è il fine settimana, il momento un po' più particolare.
in cui si riuniscono ragazzi che vengono anche da altri territori. Ancora nella Marca hanno provocato danni e costretto un centro commerciale ad essere evacuato. 3 giovanissimi sono finiti nei guai, denunciati dai carabinieri per danneggiamento e molestie. Si sono divisi in 2 gruppi e poi hanno mandato in frantumi i vetri di protezione di 2 allarmi antincendio. Si tratta di 3 giovanissimi di 16 anni che hanno pensato bene di fare irruzione al centro commerciale Il Tiziano a San Biagio di Callalta lo scorso 16 febbraio. Sono entrati intorno alle 20 quando nei negozi c'era ancora molta gente. Danneggiati i sistemi di allarme, sono scattati dispositivi sonori, un atto che ha provocato il caos totale. È stata immediatamente avviata l'evacuazione di alcuni negozi in chiusura e di 2 ristoranti della struttura. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Grazie anche alla collaborazione degli addetti alla sicurezza del centro sono stati identificati i responsabili di questa serata di follia. Si tratta di 3 sedicenni che ora devono rispondere di danneggiamento e molestia o disturbo alle persone. Si tratta di minori che arrivano dai comuni limitrofi. Purtroppo la situazione un po' in tutti i comuni è fuori controllo. Noi fortunatamente ancora non riscontriamo un eccessivo fenomeno di baby gang, però come abbiamo visto anche in questo caso la sicurezza non ha confini. Credo che serva un intervento dall'alto perché le norme debbano essere più restrittive, più punitive anche per i minorenni. Ora saranno convocate le famiglie dei 3 sedicenni. Sicuramente di concerto anche con i comuni di residenza, quindi con i sindaci, i colleghi, cercheremo di convocare le famiglie per far sì che si rendano conto dei danni provocati non solo a livello materiale ma soprattutto proprio a livello morale e di paura che hanno causato non solo per il centro commerciale ma per tutti i cittadini che si erano recati lì in quel momento. Non solo, le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia anche di 4 donne di età comprese tra i 22 e i 46 anni deferite in stato di libertà per furto aggravato. Sono accusate di aver sottratto numerose paia di calzature per un valore di alcune centinaia di euro da un negozio di strada della Serenissima di Silea. Nel pomeriggio del 2 dicembre le 4 donne si erano allontanate rapidamente in gruppo salendo su un furgone e abbandonando anche una decina di paia di calzature nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale. Allora, subito a Palazzo Balbi è arrivato il presidente Luca Zaia, convocata la conferenza stampa. Vedo presente anche l'assessore Roberto Marcato, lo ascoltiamo. Alla dottoressa Stefanutto della direzione ricerca e innovazione e energia, al dottor Nuccio Santoromano del direttore dell'area della politica economica. Devo dire che l'assessore ha lavorato tanto. Quanti mesi è durata quest'anno? Più di un mese. Quasi 2 anni. Quasi 2 anni. E devo anche dire che adesso inizia tutta una fase, per questo è importante il vostro aiuto nella comunicazione, inizia tutta una fase di concertazione, di confronto con i territori, che è già avvenuta prima, ma insomma c'è ancora la possibilità di ragionare con i territori, visto considerato che questo è il piano che poi metterà la parola, diciamo, fine a tanto dibattito che è sempre stato fatto, no? Qual è l'obiettivo che ha la Regione del Veneto rispetto alle fonti energetiche? Questo piano, che è un piano veramente che ha visto una grande elaborazione, noi fra l'altro l'abbiamo affrontato più volte in giunta nelle fasi di redazione, e direi che ne è venuto fuori veramente un lavoro eccellente. Passo la parola all'assessore Marcato. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e grazie davvero per la vostra presenza. Allora, intanto io direi di dire... Scusa, c'è un video. Ah, vediamo il video prima? Sì, ok. Sì. Va bene. Mi hanno detto che c'è un video. Se spegniamo le luci, per favore. Grazie, scusa. In Veneto c'è una nuova energia. Con il nuovo piano energetico regionale, la Regione ha tracciato un percorso ambizioso che cambierà radicalmente il nostro sistema energetico entro il 2030. In accordo con le normative adottate a livello comunitario, nazionale e regionale. Un processo decisivo che trasformerà l'assetto energetico del territorio e delle infrastrutture e coinvolgerà gli enti territoriali, le piccole e medie imprese e l'intera comunità
energia, sempre più vicina, sempre più pulita. Grazie. Allora, intanto devo dire che la matrice culturale, se vogliamo, che ci ha accompagnato nella creazione di questo piano energetico è la sostenibilità, non solo energetica e ambientale, ma anche economica. Cioè non esiste attenzione all'ambiente e all'energia senza che ci sia una vera sostenibilità anche finanziaria ed economica. Per dirla con una battuta, non possiamo avere il fosso netto e il frigo vuoto, perché così non funziona. Ecco, questa è la matrice culturale che ci ha accompagnato nella costruzione di questo piano. Allora, andiamo proprio in maniera molto grossolana a fare un quadro della situazione energetica del Veneto ad oggi. Allora, intanto noi avevamo un target da raggiungere voluto dalla Comunità Europea al 2020 del 10,3% di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al 2020 noi chiudiamo invece con un 17,2% che è quasi il doppio. Abbiamo il rigassificatore, questo lo dico perché noi lo diamo per scontato, ma vediamo che cosa sta succedendo nel resto del Paese e non riescono a fare i rigassificatori e sappiamo quanto bisogno ne abbiamo, soprattutto dopo evidentemente la guerra in Ucraina. Abbiamo sfruttato tutta l'energia idroelettrica possibile e immaginabile, tutta. Non c'è un salto che possiamo immaginare di poter sfruttare. Siamo la seconda regione in Italia per impianti installati fotovoltaici. Siamo la prima regione in Italia per raccolta differenziata e, sempre in conseguenza di questo, siamo la prima regione in Italia per aziende che investono in economia circolare. Abbiamo fatto per primi la legge sul fotovoltaico e l'abbiamo fatta in assenza del DM sulle aree idonee, che non c'è ancora oggi, ma noi abbiamo voluto comunque farla per far sì che in Veneto ci fossero delle indicazioni chiare e nette sul dove fare gli impianti fotovoltaici. E per noi è determinante immaginare qui in avanti che ci sia uno sviluppo di impianti fotovoltaici sui tetti. Abbiamo chilometri quadrati di tetti industriali e civili dove possiamo fare gli impianti senza togliere nulla al terreno né agricolo né industriale. Siamo stati i primi a fare la legge sulle comunità energetiche e ricordo legge che è stata votata all'unanimità dal Consiglio, quindi è stato fatto un lavoro anche di sintesi, di intesa con i consiglieri. Abbiamo fortemente voluto e ottenuto, prima regione in Italia, la ZLS, e questa è connaturata perché proprio nelle due aree dove insiste la ZLS, cioè Porto Marghera e Polesine, andranno a svilupparsi l'Hydrogen Valley per quanto riguarda Marghera e il fotovoltaico per quanto riguarda il Polesine. Sull'idrogeno abbiamo costituito e costruito Venezia capitale della sostenibilità, che ha come epicentro appunto lo studio e la produzione di idrogeno. Sempre per dire quale sia il quadro della Regione Veneto, noi siamo in assenza di vento perché insistiamo in un bacino orografico chiuso e quindi non abbiamo mai sviluppato l'eolico e non sarà previsto nel piano per evidenti motivi. Il nucleare non è toccato dal piano perché non c'è la norma che lo consente, quindi noi abbiamo fatto un piano vero che abbia delle declinazioni reali e realistiche. Abbiamo fatto un accordo grazie a un impegno davvero importante del Presidente Zaia con Terna di 1 miliardo di euro per investimenti infrastrutturali in tutta la regione. Questo lo dico perché uno dei temi e delle sfide future sarà proprio l'efficientamento energetico, quindi anche le strutture moderne e strutture che siano in grado di trasmettere tutta l'energia che stiamo producendo, perché oggi ci sono difficoltà in tutto il Paese, noi facciamo gli impianti e non c'è un'infrastruttura che sostenga la quantità di produzione, sembra paradossale, ma è così, di produzione. Eccoci allora da Palazzo Balbi, l'assessore Marcato, il tema è quello dell'energia, dall'idroelettrico a appunto, come avete sentito, la mancanza di impianti, i vari accordi che sono stati fatti, il punto sulle comunità energetiche. Il Veneto, lo ricordiamo, è la prima regione in Italia ad aver messo a terra questa grande rivoluzione di condivisione dell'energia. Il tema ora è quello sanitario.
sanitario, c'è un accordo regionale per pagare 50 euro in più gli straordinari dei professionisti sanitari che in questo momento stanno facendo straordinari per garantire lo smaltimento delle liste d'attesa con prestazioni tantissime galleggianti proprio a causa dei 2 anni di Covid che di fatto hanno imposto lo stop a tantissime attività di screening e monitoraggio della salute dei cittadini. Ma a Treviso è andata in scena anche una protesta, tutte le sigle sindacali unite, nello specifico le sale operatorie stanno andando sotto stress a causa del trasferimento alla nuova cittadella sanitaria. Dunque vediamo che cosa è emerso dopo il tavolo in prefettura. Nella giornata di oggi abbiamo deciso di sospendere lo stato di agitazione e non di revocarlo, proprio perché è importante costruire il percorso e vedere come le cose andranno prossimamente. Il 18 aprile, tra 10 giorni, si torna in prefettura che farà da garante su quanto messo oggi nero su bianco tra sindacati e azienda sanitaria. Sindacati che hanno unito le sigle per sostenere i lavoratori. Lavorare in questa condizione diventa complicato. Dall'altra parte l'ULSS ci dice in qualche modo che rispetto ai loro dati, che però analizzeremo e quindi sarà il tavolo del 18, le cose funzionano. Auspichiamo che l'impegno che si è preso questa mattina il direttore generale, quindi che il trasferimento sarà entro il 30 di giugno, che ci sarà il potenziamento della squadra trasporti e di tutto il personale amministrativo, di modo che il personale sanitario possa dedicarsi ai pazienti. Incontro durato circa un'ora, ferie residue, sforamenti di orario, mancanza di farmaci, ma soprattutto il disagio di gestire il trasferimento dei pazienti post intervento con il doppio polo, l'ospedale e la nuova cittadella, e così le sale operatorie vanno sotto stress. La cittadella della salute ha comportato un vantaggio per la popolazione, ma un impegno importante al personale, perché date le dimensioni e dato l'esiguo numero di personale presente non si riesce a fare tutto. I farmaci, il materiale che ancora scarseggiano nelle sale, ok, l'azienda ha detto che la cosa è risolta, a noi non risulta perché gli operatori che ci lavorano dentro hanno detto che ancora mancano cose basilari, sacche di fisiologica, materiali importanti per gli interventi chirurgici, se le devono prendere da una sala all'altra, cioè se le portano via. Il 30 giugno lo spostamento definitivo alla cittadella, così come oggi annunciato, nuovamente in prefettura tra 10 giorni per fare il punto. La risposta del direttore generale Benazzi con Alberto Coppa, direttore delle professioni sanitarie. All'orizzonte ci sono 150 assunzioni da graduatoria, ma mancano i ferristi. Chi è che non ha fatto mai un trasferimento di casa? Tutti l'abbiamo fatto. Prima si sta a fare il trasferimento, prima risolviamo i problemi che stanno alla base di qualsiasi trasferimento. Un confronto franco e disteso, ma a margine l'azienda sanitaria a chiedere ai suoi di stringere i denti perché il momento è delicatissimo. A chiarirlo il direttore generale Francesco Benazzi, che fa il punto sul personale. Oggi abbiamo 115 infermieri nel blocco operatorio. È chiaro che sono divisi. Nel momento in cui li riuniremo insieme, lo dicono i francesi, gli inglesi, gli americani, i tedeschi, si fa sistema e si risparmiano risorse umane, perché così è l'organizzazione con 20 sale. Ecco, oggi è chiaro che il problema c'è. Domani il problema non dovrebbe più esserci, perché le sale vengono accorpate. Mercoledì il nuovo sopralluogo della ditta per i collaudi. I tecnici arrivano dalla Germania. Intanto una squadra trasporti sarà messa in piedi per il settore operatorio e nuovo personale amministrativo andrà ad alleviare il personale di degenza. Sono 150 le nuove assunzioni da graduatoria, ma per i ferristi la partita è più complessa. Stiamo mandando via i telegrammi per assumere infermieri e OSS, però è chiaro che un ferrista, cioè un infermiere che lavora in sala operatoria, ha bisogno di 6 mesi per formarsi, per cui sarà un percorso lungo. È chiaro che per fare il ferrista bisogna avere una predisposizione, cioè bisogna che l'interessato, che non possiamo obbligarlo, perché questo va detto, c'è un accordo collettivo nazionale, non mettiamo la pistola in testa al lavoratore chiaramente, e il lavoratore quindi deve decidere lui di far parte della nuova squadra di ferristi dell'ospedale. Quindi chiederemo ai colleghi giovani e dovranno fare 6 mesi di percorso. Vicenza, lite per il portafoglio rubato, lanciano prodotti dagli scaffali di una farmacia, interviene la polizia. Una lite in farmacia a Vicenza in cui è stato richiesto l'intervento della polizia per 2 persone che litigavano lanciandosi addosso vari prodotti prelevati dagli scaffali. Uno dei 2 brandiva in mano un bastone.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato i due nelle vicinanze della farmacia da cui erano usciti da poco. Uno dei due incolpava l'altro di avergli rubato il portafogli. Per questo lo aveva inseguito all'interno della farmacia, dove il presunto autore del furto, a suo dire per difendersi, aveva iniziato a lanciargli contro i prodotti presi dagli scaffali. L'autore del lancio di oggetti alla fine ha ammesso di essersi impossessato del portafogli e di averlo nascosto dietro ad un bidone della spazzatura, dove effettivamente è stato poi ritrovato. Al vaglio della polizia anche le telecamere di videosorveglianza. Per uno dei due è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere. Anche l'autore del furto è stato denunciato. Siamo a Padova ora con la polemica sulla moschea di via Turazza a Padova, con i residenti esasperati per le preghiere notturne ad alto volume. Oggi tra l'altro è il giorno di fine Ramadan. Parla l'avvocato di uno dei residenti che è stato minacciato per aver chiesto di non fare rumore. Nei momenti di Ramadan accade che la preghiera del mattino, quindi quando viene fatta nelle ore presto del mattino, e tutti i canti disturbano la quiete pubblica e la quiete delle persone che vivono a fianco alla moschea. L'avvocato che sostiene un residente di via Turazza racconta quello che sta passando da tempo il suo assistito, un padre di famiglia che preferisce non mostrarsi in volto per paura di ripercussioni, visto che ha affrontato un calvario giudiziario di 2 anni. L'uomo, solo per aver chiesto in passato di abbassare il volume degli altoparlanti di notte durante la preghiera, è stato spintonato, insultato e poi a sua volta denunciato. Lui viene aggredito, ci sono le immagini video, e lui si difende facendo dei passi indietro e rifugiandosi dentro il cancello di casa, viene aggredito verbalmente con lancio di materiale, che oltre il danno la beffa e gli viene accusato, quindi viene denunciato per lesioni personali e per danneggiamento. Il procedimento alla fine è stato archiviato e il residente è stato dichiarato non colpevole, ma resta la questione della difficile convivenza tra chi vive in via Turazza e i frequentatori della moschea. Tanto che qualcuno, in risposta alle preghiere notturne, ha acceso della musica, ottenendo in risposta insulti e minacce da parte degli frequentatori della moschea. Qui non è una questione di moschea, perché non è la fede musulmana in questione, è il rispetto, perché è una battaglia che comunque farebbe chiunque, anche nei confronti di un prete di periferia che mette le campane alle 4 della mattina. Cioè non è il culto musulmano il problema, è il rispetto delle persone che hai a fianco. Questo audio è stato registrato di notte in via Turazza a Padova da alcuni residenti che abitano vicino al centro islamico molto frequentato, soprattutto nel periodo del Ramadan. Il marciapiede viene anche riempito di biciclette che impediscono il passaggio. Esasperati, preoccupati, i residenti hanno scritto così al sindaco e ieri la vicenda è stata discussa in consiglio comunale. Nella Marca ora per l'incidente di cui vi abbiamo parlato all'inizio, il 90enne che ha travolto e ucciso un ciclista a Castelcucco, ora il 90enne è indagato per omicidio stradale. La comunità di Resana, dove viveva Alfredo Ceccon, 55 anni, è sotto shock. Nessuno riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Un dolore immenso per i familiari e gli amici che domenica erano con lui e lo hanno visto volare a terra. Aveva scelto la bici lasciandosi alle spalle la passione per la moto, ma proprio con la 2 ruote ha trovato la morte. Travolto ed ucciso da un 90enne alla guida dell'auto che, svoltando a sinistra verso il cimitero, non si è accorto della bici che arrivava da senso opposto. L'automobilista, ora indagato per omicidio stradale, e torna al centro dell'attenzione la discussione sull'opportunità di ulteriori accertamenti o esami per consentire la guida agli ultraottantenni. Attualmente è prevista per questa tipologia di guidatori una revisione della patente ogni 2 anni. L'unica proposta che mi sento di osservare, magari ultranovantenni, facciamo l'esame della patente annuale, che così siamo tutti più tranquilli, però conosco tanti ultranovantenni che sono molto lucidi. Poi il direttore di ACI lancia un appello. Naturalmente mi appello a tutti questi nostri amici che hanno una certa esperienza e una certa età di poter anche autovalutarsi e quando si va in confronto con il medico di poter avere un confronto chiaro e trasparente, così il medico ha qualche elemento in più per poter decidere.
Intanto la Marca continua davvero ad essere il fanalino di coda per gli incidenti mortali. Nel 2024 sono già 21 le vittime della strada, un dato allarmante visto i numerosi sinistri delle ultime settimane. Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze elimina dalle tessere sanitarie le indicazioni regionali per il Veneto e Leone e Alato. Il consigliere regionale Luciano Sandonà ha presentato una mozione contro questa decisione che si discuterà a Palazzo Ferrofini. Le due tessere sanitarie sembrano uguali, ma non è così. La prima, prossima alla scadenza, presenta l'indicazione regionale e in alto a destra la riproduzione del Leone di San Marco. La seconda, consegnata da qualche settimana, non li riproduce più. Una decisione assunta 2 anni fa dai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro cui già allora si era mosso Luciano Sandonà, consigliere regionale della lista Zaia. Questo decreto, che doveva semplicemente aggiornare qualche dato presente nella tessera sanitaria, ne hanno approfittato per togliere il Leone di San Marco e per togliere i simboli regionali dalla tessera sanitaria. Questo per il Veneto è inaccettabile. Ho sollevato la questione per tornare alla veste grafica precedente, quella che c'è sempre stata, quindi con l'indicazione anche della regione. Sappiamo che la tessera sanitaria viene utilizzata non solo come tessera sanitaria, ma anche come indicazione del codice fiscale da parte di tutti i cittadini. Non c'è alcun motivo da parte del Ministero di togliere, l'indicazione regionale che, ripeto, vi è sempre stata con le nuove tessere la cui veste grafica era stata decisa 10 anni prima. Luciano Sandonà domani porterà una mozione sul tema durante il Consiglio regionale, un'applicazione del decreto del 2022 quasi a orologeria che stride con l'avvio della discussione del decreto sull'autonomia in calendario il 29 aprile alla Camera dei Deputati. C'è un progressivo accentramento delle funzioni verso Roma. E questi sono segnali di allarme che arrivano da più parti. Del resto abbiamo visto il dibattito sull'autonomia, che dovrebbe essere normale in un paese normale e civile. Ricordiamo che i paesi più avanzati nel mondo sono tutti i paesi federali. Questo credo faccia parte anche di un certo tipo di idea che si stanno facendo certi magari funzionari a livello statale. Questo non è opera politica. Nel Padovano continuano i controlli dei carabinieri di Abano Terme nel territorio del Parco dei Colli Euganei, preso d'assalto in queste giornate di primavera. Nel pomeriggio di ieri a Teole i militari hanno sorpreso 6 giovani motociclisti tra i 18 e i 21 anni lungo il sentiero 17, Monte della Madonna, su percorsi fuori strada in zone vietate alla circolazione dei mezzi a motore. I giovani sono stati tutti multati. E poi un incidente stradale, un camion è finito nella roggia a Carmignano, scongiurato l'inquinamento delle acque. Paura domenica mattina a Carmignano di Brenta, dove un camion che trasportava bitume si è rovesciato nella roggia Grimana lungo la provinciale 28. Il carico si è parzialmente sparso lungo la riva dell'argine del canale, mentre nell'acqua si è verificato lo sversamento di olio motore prontamente contenuto. Illeso il conducente dipendente di una ditta del Trentino che stava portando il materiale in Alta Padovana per avviare alcuni lavori di asfaltatura. Erano le 9 quando il camionista, forse per una distrazione, ha sbandato, finendo con le ruote sul ciglio della strada in pendenza. Il peso del carico ha sbilanciato il mezzo, che è piombato nel corso d'acqua. Immediati soccorsi, sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale di Carmignano, che ha chiuso al traffico la provinciale per oltre 4 ore per permettere le operazioni di recupero e messa in sicurezza della cisterna. È stato infatti necessario svuotare il carico per poter sollevare con una gru il veicolo e riportarlo in carreggiata. In acqua volontari e volontarie della Protezione Civile hanno posizionato appositi salsicciotti per arginare il liquido sversato e scongiurare così l'inquinamento della roggia. L'ultimo saluto a Salim Baccas, 28enne, tragicamente morto la sera prima di Pasqua sul Terraglio. Ieri ci sono stati i suoi funerali nel parcheggio della moschea, proprio per permettere sia a musulmani che a cristiani di essere presenti.
La preghiera musulmana dell'addio unisce due religioni, cristiani e musulmani, insieme nel parcheggio della moschea di Mogliano Veneto per dare l'ultimo saluto al giovane Salim Baccas, tragicamente morto la sera prima di Pasqua mentre percorreva con la sua moto il terraglio all'altezza del comune di Preganzioli. Lo schianto contro un'auto, la vita del giovane 28enne appesa ad un filo fino alla morte e alla donazione degli organi. Salim ne aveva dato il consenso quando in comune a Mogliano aveva rinnovato la carta di identità. Parenti, amici, colleghi di lavoro dei tanti bar e locali in cui Salim aveva lavorato. Impossibile non volergli bene, dicono di lui. Ogni volta che andavo da lui mi aveva con il suo sorriso, sempre. Un amore, un abbraccio, un cuore. Intelligente, brillante, tutto. Ma proprio tutto, cioè tutto. La parola tutto. Una famiglia meravigliosa, Salim. perché è una famiglia distrutta, meravigliosa. A me diceva, ciao Giovanna, come stai? Me lo diceva 20 volte al giorno e mi mancherà tantissimo. La bara in legno, i fiori bianchi portati da alcuni amici, il quaderno su cui ognuno ha potuto scrivere il suo pensiero. Il papà di Salim, sostenuto dall'abbraccio di tanti, la mamma sempre seduta che riceve i fiori destinati al figlio. Con uno dei fratelli e il papà, Salim aveva lavorato al locale Lisca di Mestre. Da lì sabato era partito con la moto per andare verso Treviso poco dopo l'incidente. I tre fratelli insieme al padre nella moschea hanno lavato il corpo di Salim questa mattina, un rito di purificazione, poi la preghiera privata in moschea e all'aperto quella collettiva. La fidanzata accarezza la bara e sussurra qualche parola, il pensiero amorevole di uno dei fratelli, l'abbraccio corale ad una comunità che ha perso un fratello nel fiore dei suoi anni. Attenzione, c'è una notizia, arriva dai carabinieri che sono intervenuti ieri sera in via Cenge di Colle Umberto presso un immobile non abitato di 2 piani adibito a fienile ricovero attrezzi di proprietà di una 60enne del posto a seguito di un incendio propagatesi all'interno dell'edificio. Non si esclude che le fiamme siano scaturite per un gesto doloso per imprudenza di un gruppetto di giovani che sarebbe stato notato nei pressi dello stabile in orario prossimo dell'evento. Nessun danno a persone o cose. Questa è l'immagine dell'immobile che ha preso fuoco e dunque dei giovani, un gruppo è stato notato proprio nelle vicinanze poco prima dell'accaduto. Prima di andare in pubblicità torno a ricordarvi il sondaggio di questa sera. Anziani al volante, serve un limite d'età per la patente, sì o no? Dateci il vostro parere partecipando al sondaggio. Vi ricordo che la chiamata è gratuita, 0422 1626 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. Pochi secondi di pubblicità e poi ancora qui con degli ospiti. Vi aspetto. Prima edizione, ben ritrovati, buongiorno. Come promesso siamo a presentarvi gli ospiti che ci terranno compagnia per la prossima mezz'ora. Sono con Adriano Bordignon, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. In collegamento tra pochissimo Vittorio Filippi, sociologo ordinario dell'Università di Padova. Tra pochissimo sarà con noi. Allora, Bordignon, noi vorremmo parlare con lei di inverno demografico, ma mi piacerebbe fare un passo indietro perché abbiamo mandato diversi servizi fino ad ora nella nostra prima edizione che hanno visto protagonisti dei giovanissimi, dei ragazzi. Adesso abbiamo anche dato la notizia di alcuni ragazzi che potrebbero aver appiccato il fuoco in un vecchio casolare, ma poi c'è l'immagine che ha avuto un risalto anche nazionale di quel pestaggio in Vicolo Rialto, quindi nel cuore del centro storico di Treviso, ai danni di una persona che stava cercando di difendere una signora. Quindi questa violenza gratuita. Il papà del giovane ha detto vorrei per mio figlio un posto in comunità, non è il momento per lui di tornare a casa. Quindi si è creata un asse tra il papà di questo ragazzo e la vittima della violenza che ha detto lo voglio incontrare, voglio capire perché. Può essere un buon atteggiamento questo? Può essere d'esempio come atteggiamento, Presidente? Mi sembra che di fronte alla complessità, alla diversità dei casi, dei luoghi, dei tempi, questa sia una risposta che vada considerata come esemplare. Di fronte a un fatto indegno, un fatto molto grave, c'è stata una reazione che non è stata né di sdegno né di mera condanna, ma di soggetti che hanno un compito educativo, un compito di responsabilità, anche una funzione comunicativa in questo contesto, hanno fatto una scelta di rilancio, questa alleanza, questa creazione di un asse di collaborazione per provare
a cambiare qualcosa nella vita di quel ragazzo e poi di conseguenza nella vita delle persone che lo incontreranno in futuro, con due aspetti. Il fatto ormai si è conclamato, c'è stato, e bisogna insegnare ai nostri giovani che non si torna più indietro, non è come i giochetti, la PlayStation, che si hanno tante vite. Un'opportunità persa, un'occasione di creare del male che si è verificata in questo senso, c'è e resterà per sempre. Ecco, si tratta da questo di fare un'occasione di cambiamento per la vita di quella persona, ma anche per la nostra comunità. Senta Bordignon, chi è a fianco di queste famiglie oggi? Le famiglie stanno vivendo tante complessità. Noi normalmente diciamo che le famiglie vivono in un'osmosi con il sistema paese, con la comunità, e quindi non ci sentiamo né da un lato di accusare i giovani né da un lato di accusare le famiglie, ma dire che stiamo sprecando un patrimonio di futuro enorme. Allora in questo senso la questione della vicinanza, della prossimità, di dare dei confini a ciò che è lecito e a ciò che non è lecito, di dare degli orientamenti per ciò che è bene e ciò che non è bene, è necessario. La solitudine che provano le famiglie nel loro compito educativo, ma che realmente provano tante volte anche questi giovani che per sentirsi parte di gruppi accedono a dei codici linguistici, a degli atteggiamenti che sono deplorevoli, va in qualche modo combattuta. Quindi si tratta di contenere i fatti di illegalità e di violenza, ma dall'altro lato offrire strumenti di prossimità e di educazione alle nuove generazioni. E qui veniamo un po' diciamo anche al tema dell'inverno demografico. Sono tanto tempo che la politica parla di conciliazione dei tempi della vita, dei tempi della famiglia e dei tempi del lavoro. Oggi molto spesso si sente dire di quanto questi giovani che magari crescono nei gruppi cercando il branco perché le famiglie sono assenti, e sono assenti perché? Perché devono lavorare, devono portare a casa uno stipendio, sono famiglie che non ci sono loro malgrado, perché la società non ha costruito attorno a loro un sistema di welfare che consenta di avere, come dire, strutture aperte anche il pomeriggio o la sera per chi fa i turni la sera, di consentire alle donne di avere un part-time degnamente retribuito, e quindi possiamo immaginare che in questo momento ancora l'obiettivo non è stato raggiunto e siamo molto lontani dal raggiungerlo, che questi ragazzi spesso sono soli perché non c'è una società che consenta ai loro genitori di passare tempo adeguato con loro. Sì, è una questione che è assolutamente centrale e è a fianco alla questione della denatalità che affronteremo probabilmente tra poco. È indubbio che ci sono due aspetti. L'età dell'adolescenza vive tanto della dimensione gruppale, del sentirsi accettati, di trovare degli spazi e codici linguistici dove un ragazzo si senta a casa. Indubbiamente però questa dinamica è diventata molto più complessa in riferimento al panorama che si è creato, ma anche in riferimento alla presenza delle famiglie. È indubbio che oggi la scuola è organizzata come se alle 13 ci fosse un genitore pronto a portare il figlio a casa e a prendersi cura di lui. Ecco, in realtà non è così, in realtà sono molte le coppie genitoriali dove entrambi lavorano, e fa specie pensare che tanti ragazzi, molto spesso anche quelli con svantaggi economici e culturali, si trovano a passare interi pomeriggi non custoditi, non accompagnati, e come li affrontano? Di fronte ai PC, di fronte ai telefonini, in strada. Ecco, che proposta educativa offriamo a queste persone, a questi ragazzi? Non possiamo lamentarci solo di loro, ma dobbiamo offrire strumenti. Una scuola più aperta, proposte educative, sportive, anche il mondo dello sport è troppo poco praticato dagli adolescenti e dai giovani, e accessibilità ai servizi e conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia sono elementi imprescindibili, ancora troppo spesso misconosciuti. Vittorio Filippi, buongiorno, ben ritrovato, ordinario di sociologia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Eccolo, allora senta, le faccio una domanda banale, ma insomma la risposta magari, io so che lei è veramente molto bravo con le parole e anche bravo insomma nel riuscire a restituirci una sintesi chiara. Se esistessero, stiamo parlando di denatalità, ma di famiglie che ancora la società non sta aiutando nella difficile conciliazione tra lavoro e appunto vita familiare, ma se la società offrisse più servizi, più possibilità, più part-time, secondo lei la spirale di violenza che sta coinvolgendo i ragazzi oggi diminuirebbe o siamo entrati in una società più conflittuale? Beh no,
più conflittuale non sta scritto da nessuna parte che la nostra sia più conflittuale. Lo dicevamo, che ne so, lo dicevano anche i genitori di 55 anni fa, nel 68, quando subivano o vivevano la contestazione dei giovani. Ricordo un termine che si usava un po' così, ironico, denigratorio, la parola matusa, per indicare proprio quei adulti, insegnanti, genitori, i preti, che appunto, essendo adulti, ormai non erano in grado di capire le esigenze dei giovani. No, non sta scritto da nessuna parte che ci sia un destino. Credo che la nostra non sia una società conflittuale, sia una società però per alcuni versi molto, uso alla lettera il termine, maleducata o poco educata o ineducata, dove sono mancati molti punti di riferimento e anche molte buone pratiche educative. E su questo non è franata tanto la scuola, ma purtroppo è franata a monte della scuola la famiglia stessa. Ecco, e di famiglia noi continuiamo a parlare anche grazie alla presenza qui di Adriano Bordignone, ma questa famiglia è franata perché secondo lei ci sono delle colpe da intravedere anche in questa società che non ha consentito, come dire, alla famiglia davvero di riuscire a conciliare, di trovare il tempo giusto per prendersi cura di sé? Beh, la nostra è una famiglia, come dire, usiamo ancora la parola famiglia come se fosse esattamente quella parola di 50 o di 100 anni fa, ma in realtà se grattiamo l'aspetto semantico ne viene fuori una realtà estremamente diversa da quella del passato. Ed è una famiglia che io definirei defamiliarizzata, il che vuol dire estremamente più fragile, estremamente più piccola, estremamente più debole, estremamente meno propositiva rispetto a ciò che abbiamo avuto alle nostre spalle, e per cui è una famiglia che arranca sia dal punto di vista del fare i figli, dei natalità, sia dal punto di vista dell'educazione dei figli, l'aspetto appunto educativo, formativo. Ecco, sono due aree che si uniscono, quindi meno figli, l'aspetto quantitativo, ma anche con una minore qualità educativa e di crescita di cui vediamo i segnali sia visibili sia quelli latenti. Alludo anche alle grandi difficoltà psichiche e talvolta psichiatriche dei più giovani oggi. Quindi noi stiamo raccontando di una famiglia in trasformazione. Beh, insomma, negli ultimi mesi abbiamo anche dato voce alle proteste delle famiglie arcobaleno, cioè è evidente che la famiglia tradizionale è in trasformazione, è in evoluzione. Come facciamo a fare in modo, secondo lei Bordignone, che questa trasformazione sia comunque una trasformazione sana? Non dobbiamo ovviamente essere arroccati con le radici al passato, ma perché sia sana e non diventi appunto una famiglia in difficoltà e piccola in negativo, ma insomma una famiglia può essere piccola per scelta. Sì, è proprio così, sta nell'ordine delle cose, nella storia della famiglia cambiare a seconda del contesto. Chi racconta l'idea di una famiglia che c'era prima e adesso non c'è più deve spiegarmi a che famiglia si riferisce, a quella del 1950, dell'80, del 1920, del 1700, del 1400. Ecco, è un po' da capire questo. La famiglia è in osmosi con la società, è cellula fondamentale della società, ce lo ricorda l'ONU, perché siamo anche ormai prossimi alla 30ª giornata mondiale della famiglia per l'ONU, però ha smarrito alcune delle sue funzioni, non è stata sostenuta in alcune delle sue funzioni, e come in tutte le cose preziose che si danno per scontate vanno depauperandosi, come i pozzi, le pozzi artesiani, come le falde acquifere, come l'aria buona, la diamo per scontata e a un certo punto capiamo che non funziona più qualcosa, ma troppo spesso è tardi. Allora, cosa possiamo dire ai genitori in questo ambito? Che probabilmente è necessario, più che dare cose ai propri figli, dare opportunità e dare educazione, spendere del tempo di qualità con loro, trasferire oltre che beni materiali, sopravvivenza, opportunità, anche occasioni di crescita umana. Secondo, preoccuparsi non di dove sono fisicamente i nostri figli, perché è la più grande preoccupazione che hanno i genitori, soprattutto quando danno in mano strumenti come questo a bambini di seconda, di terza, di quarta elementare, causando... Perché devo poterlo rintracciare. Certo, certo. E causiamo invece un danno enorme sulla persona, e tutti gli studi ce lo dicono, ma dall'altro lato noi non sappiamo dove sono esistenzialmente i nostri adolescenti, i nostri ragazzi. Ecco, la vera domanda è cercare di capire dove sono, coltivare la loro libertà e responsabilità, dare strumenti perché diventino soggetti propositivi nel mondo. Ecco, questa
è la grande sfida che dobbiamo oggi mettere in campo per capacitare i genitori. Filippo, in questa società in grandissima trasformazione, evidentemente una trasformazione inarrestabile, l'immigrazione con la seconda generazione, secondo lei sta trovando la giusta collocazione? Beh, allora, l'immigrazione risente di due aspetti. Uno è, dal punto di vista puramente demografico, è ancora numericamente insufficiente se vogliamo o se volessimo cambiare un po' i parametri natalistici che sono del tutto ovviamente disastrosi per l'Italia e anche per il Veneto. In secondo luogo, anche le famiglie degli immigrati oggi hanno in pratica un tasso di natalità che si adegua perfettamente a quello degli autoctoni, cioè a quello di noi italiani. Dall'altro punto di vista, qui lo sforzo è maggiore, dal punto di vista educativo, lo sforzo è maggiore perché abbiamo a che fare con ragazzi i cui genitori provengono da paesi e culture anche molto lontane. Però mi fa piacere ricordare che proprio oggi, questa sera, termina il Ramadan, termina cioè un periodo dal punto di vista dell'identità di una parte. Un terzo scarso dei nostri immigrati sono di fede musulmana e quindi anche questo credo ricordarlo sia ricordare una presenza che pure c'è e costituisca un piccolo atto anche di integrazione. Beh, insomma, lei ha citato il Ramadan, ma non possiamo non ricordare anche ai nostri telespettatori come il Ramadan e la scelta di alcune scuole d'Italia di fermarsi per festeggiare il Ramadan, come voglio dire noi festeggiamo il Natale, abbia creato non poche una dialettica piuttosto polemica anche qui. Posso chiederle un passaggio su questo? Ma io non ne farei, ecco, se la vogliamo vedere da un punto di vista ideologico, politico, elettorale, siamo sulla strada completamente sbagliata. Se vogliamo vederla per la realtà che è, perché tutto è partito da quel discorso di quella scuola di Pioltello, sì. Dove però, accidenti, il 40% ho letto degli studenti, almeno formalmente, sono di religione musulmana, beh, è un po' difficile ignorare le dinamiche che ci stanno sotto, e ignorare un 40% è una grossa minoranza, per cui io troverei, come dire, ormai rispettoso, essendo l'Islam la seconda religione presente in Italia, in un'ottica cattolica si chiamerebbe di ecumenismo, tenerne conto credo sia un fatto non solo di integrazione ma anche di apertura religiosa che non può che fare bene. Tra l'altro, insomma, voglio ricordare ai telespettatori che si può stare anche in Veneto. C'era un bellissimo articolo sul Corriere del Veneto che ricorda l'esempio di una scuola dell'Arcella dove c'è soltanto una prima elementare, se non sbaglio, solo un bambino italiano, gli altri sono stranieri, ma tra l'altro hanno tipo una ventina di nazionalità diverse, dai cingalesi, insomma c'è un po' di tutto. Senza andare nemmeno troppo lontano, siamo all'Arcella, siamo a Padova. Aiuterà a combattere l'inverno demografico questo processo di integrazione, questo grande processo che ovviamente non ci permetterà mai di tornare indietro, anche se insomma, ci sono diverse difficoltà. Gli studi demografici, se ci atteniamo a questo contesto, ci dicono che l'Italia è in una china molto grave, anzi gravissima, in termini di sostenibilità dell'equilibrio demografico. In questo quadro stiamo agendo ancora troppo poco, stiamo agendo troppo poco come Paese, ma anche come Unione Europea, poiché la questione coinvolge in modo più o meno intenso anche altri Paesi dell'Unione Europea. Certo è che oggi è estremamente necessario un rilancio della natalità che poi va anche integrato con una gestione appropriata dei flussi migratori. I dati ci dicono che le richieste sono più elevate, ma l'ottica è quella che non dobbiamo proporci di far venire qui braccia, ma persone intere, con i cuori, con le menti, con i pensieri, con le relazioni
e dare strumenti perché queste persone, ma anche tutti quanti noi nati in questo paese, possiamo dare il meglio per noi stessi, per le comunità di cui facciamo parte e per la città e lo Stato. È indubbio però che le condizioni oggi della denatalità sono in un calo cronico, siamo scesi al di sotto dei 380.000 nati, cosa impensabile fino a poco fa, ma sembra che il processo, invece di avere una linearità, assumerà un effetto valanga negli anni prossimi, perché io sfido un giovane a voler restare in Italia con un paese vecchio, meno competitivo, con un PIL calante e con dei costi sociali sempre più crescenti. Ma per rilanciare la denatalità, di che tipo di politiche stiamo parlando? Cioè sono tutte politiche estremamente costose, perché poi ovviamente dobbiamo fare i conti con un bilancio. Di che tipo di politiche? Ce ne racconta, elenca un paio anche, come dire, facilmente Sì. Beh, potrei raccontarne una di livello nazionale e alcune di livello territoriale, visto che siamo qui. A livello nazionale io credo che se voi chiedeste a 100 persone ma è giusto che una famiglia con tanti figli paghi le tasse più di una famiglia senza figli o con pochi figli, quasi tutti, il 99% ti direbbe no, è giusto perché intanto è una questione di equità, ma anche perché oggi noi abbiamo bisogno di nuovi nati. Poi se faccio la domanda successiva e chiedo ma tu saresti disponibile a pagare di più per far pagare meno le tasse a famiglie con tanti figli? Tanti figli, sto parlando non di 26 figli, di 2-3 figli. La maggior parte delle risposte sarebbe no, perché l'Italia probabilmente è un paese dei diritti acquisiti. Ciò che è stato ottenuto non vogliamo condividerlo con gli altri. Ecco, questo è uno dei passaggi e la riforma fiscale è una delle questioni che è assolutamente iniqua, è anticostituzionale il sistema che abbiamo oggi e che va assolutamente preso in mano. A livello locale si possono fare molte cose, lo dico con grande amicizia e affetto per i sindaci del nostro territorio, di cui ho veramente stima per il lavoro che fanno e so anche che capiscono l'istanza. Lo dico al presidente di ANCI, Mario Conte, lo dico a Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci, con la quale ci siamo tante volte confrontati. Mi piacerebbe che questa provincia diventasse la punta di diamante per le politiche familiari. Mi piacerebbe per esempio che ogni comune al posto dell'ISEE adottasse il fattore famiglia, che è uno strumento correttivo, e si facesse un'azione di sistema per una maggiore equità in questo senso. Mi piacerebbe che, come per esempio viene fatto in provincia di Trento, il trasporto pubblico prevedesse negli orari vuoti di metà mattina, di metà pomeriggio, dei biglietti gratuiti per le famiglie, dove paga solo l'adulto, perché tanto noi paghiamo il vuoto per pieno e in città come in provincia vediamo autobus e corriere girare a vuoto e questo non sarebbe un costo aggiuntivo. Come si calcola il fattore famiglia? Il fattore famiglia è semplicemente un correttivo dell'ISEE che comunque viene mantenuto e considera in modo più appropriato la numerosità dei figli, la presenza di fragili e la disabilità in famiglia. Ecco, questo secondo noi è uno strumento che funziona, diversi comuni anche nel nostro territorio l'hanno affrontato, ma questo non è un tema che si affronta a macchia di leopardo, un comune, 5 comuni su 93, ma dovremmo farlo tutti assieme. Filippi, per la sua analisi della società, politiche per combattere e vincere questo inverno demografico, o siamo destinati alla china? Se continuiamo così, più che inverno, ormai abbiamo già cambiato stagione, siamo passati a una glaciazione demografica e la glaciazione demografica è sempre più difficile ovviamente combatterla. Qui bisogna trovare, rilanciare mi sembra un verbo ormai perfino eccessivamente ottimista. Io direi di mitigare le grandi sfide, i grandi problemi che ormai abbiamo di fronte, che la denatalità ci porta. E quando noi parliamo di denatalità non dobbiamo dimenticare l'altro aspetto, e cioè anche l'invecchiamento della popolazione. Quindi siamo compressi come una tenaglia tra due poli estremamente negativi, quelli della denatalità e anche quello di un invecchiamento che ovviamente rende squilibrata, nonché insufficiente, la popolazione. Io temo che ormai non ogni anno, ogni giorno che passa diventi sempre più tardivo e sempre più difficile non ritornare ai tempi che furono, questo è impossibile, ma anche correggere in modo efficace una tendenza che mi sembra suicidaria. Senta, ma in quale momento secondo lei, sulla base insomma, delle sue analisi, è iniziato il tracollo? È molto semplice. Il primo avvertimento i demografi l'hanno dato nel 72. Allora, nel 64 noi abbiamo avuto il picco delle nascite, poi sono scese un po',
Ecco, nel 72 il primo avvertimento, vediamo i conti, dal 72 ad oggi sono passati più di 50 anni, per cui è diventata più che demografia o sociologia, è diventata una specie di storia, questo è da manuale di storia. Quindi noi abbiamo 50 anni in cui abbiamo sempre pensato che la famiglia si arrangiasse, che fosse compito delle persone arrangiarsi con i figli, col lavoro, con gli equilibri familiari, eccetera, eccetera. Ecco, noi abbiamo sempre dato per scontato che la famiglia fosse in grado sempre di farcela. Constatiamo, ma dovevamo farlo ben tempo fa, che le cose non vanno assolutamente così. Bordignon, c'è stata una politica per la famiglia in questi governi che si sono succeduti, e se ne sono succeduti tanti negli ultimi anni, che ha trovato il vostro favore, che poteva essere promettente? Allora, diciamo che l'Italia ha un peccato originale, come diceva l'amico Filippi. La storia la si sa da tanti anni e si sanno le prospettive, perché non c'è nulla di più chiaro di una proiezione demografica. Ecco, la grande responsabilità del nostro Paese è non aver mai fatto politiche strutturali per le famiglie, e questo è stato l'esito. Le famiglie si sono sentite dimenticate, autoreferenziali, e hanno tirato la carretta finché hanno potuto. Poi ora stiamo esaurendo e sterilizzando anche questo tipo di possibilità. Dal 2008 poi c'è stato un ulteriore crollo demografico che sta segnando, insomma, il nostro destino, e sappiamo che la possibilità di reagire si fa sempre più ridotta. Noi abbiamo avuto un primo esempio, che è l'assegno unico, che è stata un passaggio interessante, ma è una riforma che non si è compiuta completamente, perché era dentro un disegno più vasto, che era quello del Family Act, e oggi è ancora di là di venire. Ecco, è necessario agire su più livelli, creare alleanze che coinvolgono i livelli territoriali. Io penso che 55 amministrazioni vanno al rinnovo questo giugno. Credo che questo dovrà essere la questione strutturale che affrontano. Da questo consegue la questione sanitaria, la questione lavorativa, eccetera, eccetera. Senta, il PNRR ci ha dato una mano con le strutture? No, non ci siamo assolutamente. Il PNRR arriverebbe da un documento che si chiama Next Generation EU. A parte che abbiamo visto molti pochi lavori di quelli finanziati dal PNRR, la domanda è: abbiamo capacitato ad oggi le nuove generazioni? Ecco, la risposta è no, perché nascono sempre meno giovani, meno bambini, i giovani sono sempre meno disponibili ad avere dei figli, e sempre più giovani lasciano il territorio veneto e nazionale per altre destinazioni. È fallito il PNRR, secondo lei? Ha fallito da questo punto di vista, Filippi? So che esula un po', insomma, è un sociologo, però insomma, così a pelle, secondo lei? Sì, sono d'accordo col Presidente Bordignon, che tra l'altro approfitto adesso per salutare, perché non ne abbiamo visto ricadute. Non ne abbiamo visto ricadute né sul piano, come dire, demografico, perché i numeri sono impietosi, né sul piano educativo. E quindi sì, se è un discorso di strutture, megastrutture, eccetera, è una cosa, ma sul piano del capitale umano, del capitale sociale, non vedo grandi guadagni. Grazie davvero Adriano Bordignon e Vittorio Filippi per averci aiutato a disegnare un po', insomma, il contesto in cui stiamo vivendo per i giovani, per le famiglie, per il futuro anche di questa nostra società. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie. Adriano Bordignon e Vittorio Filippi, arrivederci. Grazie a voi telespettatori, siamo al Grande Cinema di Antenna 3, Mr. Nobody è la pellicola che adesso vi proponiamo. Vi ricordo Ring questa sera 21:15, gli ospiti saranno Giampaolo Vallardi per Forza Italia, Alberto Villanova Lega, Nicolò Rocco Azione, Marco De Blasis per il Movimento 5 Stelle. Come sempre metteremo la politica alle corde. Grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, si avvicina una perturbazione proveniente dall'Atlantico e il tempo peggiora. Vediamo il dettaglio di martedì 9 aprile. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi sarà via via più nuvoloso, specie nel pomeriggio, con precipitazioni verso sera e poi nella notte, in particolare tra martedì e mercoledì. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia.
Anche in questo caso inizialmente sarà piuttosto soleggiato, a seguire maggiore nuvolosità, prime piogge dalla sera, in particolare nella notte. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, poi verso sera probabilità di rovesci o temporali in aumento. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 24-25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.